Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. Continua ancora l'emergenza dei profughi in Friuli Venezia Giulia per il conflitto ucraino. Circa 800 le persone che hanno trovato finora casa in regione, 16.000 le persone transitate. A fare il punto della situazione il presidente Fedriga, che nel corso della convention di Fratelli d'Italia oggi organizzata a Monfalcone ha anche parlato di energia ai nostri microfoni. Sentiamo. Diversi profughi sono già arrivati, c'è una stima di quanti vi sono arrivati. Noi in Friuli Venezia Giulia, attraverso il nostro confine, ne sono passati circa 16.000, si sono fermati in regione meno di 800 allo stato attuale, ospiti sia di famiglie private, quindi di amici e di parenti, e in piccola parte gestiti invece dal sistema dell'accoglienza. Noi stiamo comunque predisponendo tutto il piano che non soltanto garantisce l'accoglienza, ma garantisce l'assistenza sanitaria a queste persone, che vuol dire non soltanto il tampone, ma anche la somministrazione di vaccini, non soltanto quello del Covid, ma anche altri tipi di vaccini in cui quella popolazione è particolarmente scoperta. Si è parlato anche di energia. Penso che noi dobbiamo procedere su due binari. È una partita che bisogna giocarla a livello europeo. Sicuramente anche a livello italiano possiamo fare la nostra parte, ma a livello europeo è fondamentale perché sull'immediato non esiste alternativa se non un'immissione di risorse pubbliche per abbassare i costi dell'energia. Dobbiamo avere questa consapevolezza, altrimenti rischiamo che una buona fetta del mondo produttivo non riesca a leggere all'urto. Dall'altro lato bisogna avere il coraggio di guardare in prospettiva e quindi capire che l'Europa deve essere autonoma per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Aumento dei prezzi dell'energia, aumento dei prezzi anche del carburante ormai alle stelle, e per far fronte a questi aumenti incontrollati la Regione chiede una commissione d'inchiesta sui prezzi. L'aumento, denuncia l'assessore regionale Fabio Scocimaro, rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese del nostro paese. In Friuli Venezia Giulia rischiamo un tracollo economico e il fallimento dei distributori vittime della concorrenza dei paesi oltre confine. E la Regione, con la sconto carburanti, la nuova legge regionale non può sopperire da sola agli aumenti quotidiani a cui assistiamo, dice Scocimaro, che conclude che mi aspetto che il Governo istituisca assieme al Parlamento una commissione d'inchiesta per verificare la regolarità dei prezzi dei carburanti. E proprio Fratelli d'Italia, come abbiamo detto in apertura, di cui Scocimaro poi oltretutto è esponente nella giunta regionale, ha fatto il punto della situazione sull'energia, no al nucleare, sì alle energie rinnovabili. Sentiamo. Energia, lavoro, ma soprattutto le imminenti elezioni amministrative. Fratelli d'Italia si è ritrovata quest'oggi a Monfalcone per confrontarsi insieme ai propri esponenti nazionali e locali, lanciando un messaggio all'interno del centrodestra. Si è parlato di energia, il presidente della Regione Fedriga ha detto che l'Europa anche deve cercare di essere indipendente su questo fronte. Parliamo di sovranità energetica che prima o poi deve arrivare in questo paese. Sul nucleare io personalmente ho delle riserve molto ampie, ma non ho riserve ad esempio su altro. L'Italia non deve essere e non deve continuare ad essere sempre il paese del no, del no, del no. Abbiamo detto di no al nucleare con ben 2 referendum, bene. Abbiamo però detto anche di no alle energie rinnovabili, all'estrazione di gas naturale. Ecco, qualche piccolo passo avanti sotto quel punto di vista dobbiamo farlo. Sulla tematica del lavoro avete ribadito il vostro no al reddito di cittadinanza. Non è possibile che oggi le nostre aziende o le nostre multinazionali vadano a delocalizzare non da più dall'altra parte del mondo, ma ad esempio nell'est dell'Europa. Deve uniformarsi ad esempio quello che è il costo del lavoro in tutta Europa. Dopodiché serve evidentemente anche fare uno scatto avanti rispetto agli stipendi e rispetto alle pensioni. Rispetto agli stipendi andando a circoscrivere quello che può essere identificato come un salario minimo legale. Si vota a Gorizia e Monfalcone. Molto importanti per il centrodestra. Fratelli d'Italia indubbiamente dovrà essere centrale rispetto all'alleanza di centrodestra. E l'aumento del costo dei fertilizzanti alla pari della mancanza delle materie prime sta mettendo in crisi anche il mercato vitivinicolo. Sentiamo in questa intervista realizzata da Alberto Comisso. Aumento vertiginoso dei prezzi dei fertilizzanti e mancanza di materie prime sul mercato. Il comparto vitivinicolo è in forte difficoltà. Una situazione difficile che riguarda i principali produttori di vino del Friuli Venezia Giulia, non fa eccezione la cantina di Rauscedo, che rischia così di vanificare sforzi ed investimenti fatti nel 2021. Ci sono due aspetti che ci mettono in difficoltà. Uno è quello dell'aumento di quelli che sono i costi dei fertilizzanti, che fanno parte di quello che è il mondo di un'agricoltura specializzata, e quindi questo ci preoccupa in particolare i nostri soci che devono affrontare una nuova campagna. Il secondo aspetto invece è proprio quello legato alle materie prime, cioè le
legato al fatto che abbiamo grandi difficoltà nel reperire i materiali di confezionamento delle bottiglie. Erano già alcuni mesi che si comprendeva insomma una tensione sui mercati, abbiamo iniziato a fare scorte, però oggi la mancanza di alluminio per la produzione delle capsule, le difficoltà nel costo dell'energia per la produzione del vetro ci mettono sicuramente in difficoltà e ci preoccupano ovviamente per quello che è il nostro prodotto che va confezionato per poi essere servito e venduto sulle tavole. Torniamo a parlare del conflitto ucraino con il sequestro tecnico da parte della Guardia di Finanza, ovvero il blocco del bene di Sailing Yacht. Lo yacht a vela più grande al mondo riconducibile all'oligarca russo Andrei Melnychenko, ormeggiato in questi giorni a Trieste del valore di 450 milioni di euro. Melnychenko era stato inserito nei giorni scorsi nella blacklist dell'Unione Europea contenente i nomi di 40 magnati russi e di oltre 800 altri soggetti considerati sanzionabili poiché coinvolti più o meno direttamente nell'invasione dell'Ucraina decisa dal presidente Vladimir Putin. L'imbarcazione, lunga 143 metri, larga 25, varata nel 2015, è tra le più costose mai realizzate, batte bandiera delle Bermuda. E sono tanti le persone che si stanno dirigendo dal Friuli, Venezia Giulia all'Ucraina, o meglio ai confini, per aiutare, dare aiuti alle popolazioni durante il conflitto. Un'iniziativa solidale è stata promossa dalle Iene, il programma televisivo porterà in Italia 300 ucraini, Udine ne ospiterà 30, siamo andati a vedere con le nostre telecamere l'avvio di questa carovana. Ok ragazzi, allora tecnicamente l'apripista, quindi voi dovete sempre pensare e guardare quel pullman bianco che sarà quello che aprirà questa fila. Il pullman è questa lunga carovana. Da dove arrivate? Salerno. Da Salerno addirittura. Sì, sì. E portate con voi anche vostra figlia? Sì, lei è la prima che vuol venire, quindi ce la portiamo dietro assolutamente. Con quale mezzo partite? Con questo pulmino bello spazioso? 9 posti, quindi ne abbiamo 6 disponibili per portare qualche persona con noi. Ospiterete anche qualche rifugiato? Assolutamente sì, sia a casa nostra che già anche nel nostro comune che si è già attivato. È in atto una guerra di distruzione, non di occupazione, di distruzione, e quindi la gente scappa perché c'è il rischio veramente di morire. E quindi dobbiamo accoglierli, dobbiamo mettere a disposizione tutto quello che abbiamo per dare la possibilità a loro di trovare ospitalità anche in terra friulana. Noi abbiamo degli amici, tra cui la sosia di Lady Diana, siamo in contatto tutti i giorni, lei è la mamma sotto al bunker che è ben profondo, di 100 metri quasi, i vecchi bunker di una volta, Loredana che vive in Italia, e cercheremo appunto di portarla giù. Adesso c'è bisogno invece di un'organizzazione un pochino più specifica, andare su così, la vostra è un'iniziativa fantastica ovviamente perché tutto quello che si può fare e stanno facendo le stesse cose i polacchi, però adesso va strutturata perché hanno portato tanta roba, veramente tanta, però non è proprio quello che servirebbe perché non c'è acqua, perché non ci sono le cucine da campo. La cronaca, una traccia del DNA di Liliana Resinovic è stata rinvenuta sul cordino che stringeva i 2 sacchetti di nylon nei quali era infilata la testa della 63enne, il cui cadavere è stato trovato il 5 gennaio nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. E quanto emerge dai laboratori della scientifica che hanno comparato il materiale genetico rinvenuto sul cordino con quello della donna estratto nel corso dell'autopsia, a confermare l'indiscrezione il procuratore di Trieste Antonio De Nicolo. Liliana potrebbe quindi essersi stretta da sola al cordino al collo dopo aver infilato la testa nei sacchetti e si rafforza quindi l'ipotesi del suicidio. L'emergenza sanitaria: sono 812 i contagi registrati oggi su un totale di 10.565 tamponi, le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 142, nella giornata odierna si registrano i decessi di 3 persone. Voltiamo pagina, diventa ancora più grande la moschea del centro di Udine, l'Associazione dei Pacifici ha quadruplicato gli spazi grazie a una colletta, al suo interno si potranno ospitare momenti di preghiera per oltre 100 persone, ma anche corsi di lingua e cultura islamica. Sentiamo. Sono contento, è riuscito a prendere finalmente un posto grande, che possiamo fare la nostra attività, la nostra cultura, e che
possiamo andare avanti, perché prima di adesso non aveva nessuno un posto per venire insieme e fare un incontro. Veramente questo qua per noi è non è una parola, è una cosa più bella possibile. Che tipo di attività farete voi? Noi qua, tranne preghiera, facciamo bambini che studiano la mia lingua, più c'è diverse attività che donna poteva fare, perché abbiamo molto spazio grande per anche donna, più bambini che devono imparare educazione, se ha compiti che non funziona, qualcosa che non arriva a capire, se qualche fratello dà una mano, anche va aiutato questi. Vi sentite integrati? Sì, certamente integrati, se no 25 anni qua non riusciamo a stare qua. Prima di tutto, il primo messaggio che noi, questa associazione lavora per integrazione, sempre è stato, anche sempre resterò. Senta, con tutti questi problemi che ci sono adesso dall'Ucraina, con altri arrivi che ci saranno, Guerra sempre male, sempre fa dolore, mancanza di umano, è importante che non fare guerra, stare meglio pace. a poche settimane dalla chiusura della mostra La forma dell'infinito a Casa Cavazzini, prevista per il 27 marzo, mentre si sta verificando se un prolungamento oltre questa data sarà possibile, dal lunedì 14 marzo fino alla fine della mostra gli orari di apertura saranno ampliati, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 20, ultimo ingresso ore 18 e 20, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 22, ultimo ingresso ore 20 e 20. Chiudiamo con lo sport, domani Udinese al cospetto della Roma, i bianconeri vogliono archiviare il discorso salvezza con un'altra bella prestazione dopo quella di domenica scorsa, ma come dice mister Cioffi, lo sentirete, la strada è ancora lunga. È stato indubbiamente un colpo di pedale importante, ma sappiamo che la salita è molto lunga, che gli inseguitori sono vicini, come è vicino il traguardo, e quindi ci concentriamo sull'oggi. Ci aspettiamo, anzi scusami, di affrontare una grande squadra che ha le idee chiare, che ha un potenziale e che ha dei principi di gioco che vanno al di là del modulo. Una squadra ha un'identità quando i suoi principi sono gli stessi indipendentemente dal modulo. Sono 3 partite che non concedono gol. Sono migliorati tantissimo nella fase di possesso, ovviamente a eccezione dell'ultima partita che non credo faccia testo, e si sono adattati e si stanno adattando all'inerzia delle partite, che è una chiave di lettura che le grandi squadre o le squadre con obiettivi ben chiari e solidi hanno. Il ritorno al calcio giocato, una delle buone notizie, con l'allentamento delle restrizioni della pandemia. Parliamo della Lega Nazionale Dilettanti, che oggi ha fatto il punto della situazione durante l'assemblea, nel quale è stato designato come presidente nazionale Giancarlo Abete. Presidente Canciani, il momento non è facile questo, però si può superare puntando sui giovani. Sicuramente sì, oggi è stata una dimostrazione di grande sensibilità da parte del mondo del calcio del Friuli Venezia Giulia. Avere questi numeri in presenza in un'assemblea importante ci dà forza, ci dà coraggio. Come ho avuto modo di sottolineare diverse volte, però il mondo del calcio non è fatto di questo, è fatto del gioco, quindi noi dobbiamo assolutamente rispingere, rimodellare, ritornare verso la normalità, verso la semplicità, affinché i nostri ragazzi possano giocare di nuovo sui nostri campi e soprattutto senza tante burocrazie. Senta, perché la designazione di Giancarlo Abete? Perché Giancarlo Abete ha un ruolo molto importante in questo momento nella Lega, è il cosiddetto traghettatore. Passatemi quello che può essere un paragone assurdo, al Mario Draghi della questione. La Lega ha vissuto e sta vivendo dei momenti molto particolari, molto complessi. C'è la necessità di avere una persona di spessore, di capacità, super partes, che potesse in qualche maniera aiutarci a uscire da questo momento così complicato, così difficile, e noi abbiamo ritenuto assolutamente imprescindibile di affidarci appunto a una persona di così tanto spessore per la gestione futura della Lega. Con un'altra bella vittoria la Web Gesteco conquista la finale di Coppa Italia di basket. I ragazzi di coach Pilastrini ha superato la Juvi Cremona per 71-58. Domani affronterà alle 16:30 al Palamaggetti di Roseto la vincente tra Agrigento e Roseto. Potete vedere la partita
di Cividale a partire dalle ore 22 sempre su Telefriuli, finale anche in Serie A2 per la Udine che ha superato l'Orasi Ravenna. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata.